Terza giornata del girone di ritorno in eccellenza calabrese a Longhi Bovetto. Di Croce e Valanidi si affrontano Reggio Ravagnese, Isola Capo Rizzuto, Amaranto reduci dalla sconfitta di misura maturata nel finale contro la DGS Praia Tortora. Giallorossi che hanno battuto il Soriano per 3-1, riemergendo dalle zone calde della bassa classifica. Padroni di casa che dal primo scendono in campo con Currà, La Villa, Maesano, Terzino, Foti, Cordova, Ogbebor, Verduci, Puntoriere, Cormaci e Romano. Arbitro della contesa il signor Gaetano Milone nella sezione di Barcellona di Pozzo di Gotto, assistito da Michele La Rosa ed Emanuele Panei. Passiamo a raccontarvi del film di questa sfida grazie alle immagini che ci giungono da Giuseppe Boncordo. Completo Amaranto con inserti azzurra per la Reggio Ravagnese, Total White per l'Isola Capo Rizzuto. Reggio Ravagnese che batte il primo colpo al sesto, punizione messa dentro, Reynolds non trova la sfera ma Cormaci perdona gli ospiti calciando fuori al quarto d'ora. Risposta a Crotonese, punizione messa dentro per Manzi che segnerebbe la rete dello 0-1 ma è offside per il primo assistente del signor Milone. Al 25esimo Verduci per La Villa mette dentro, Ogbebor non trova l'impatto giusto e poi Reynolds subisce fallo per il direttore di gara Milone. Poco dopo la mezz'ora Viola per Tuta fa la sponda per Lentini che colpisce il palo ma Currà la tocca quanto basta. Che parata del 2005 numero 1 Reggino. 5 minuti più tardi sfera che arriva a Cormaci che perdona nuovamente la porta di Reynolds. Minuto 42 Puntoriere d'esterno serve Romano che calcia centrale debole, para l'estremo difensore dell'Isola. Prima del duplice fischio ultima occasione di marca Crotonese, angolo che arriva al limite dell'area, blocca a terra anche in questa occasione Currà. Segue solo il duplice fischio del fischietto barcellonese, squadre e guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali. Passiamo allora con le nostre immagini alla ripresa dopo qualche minuto di tensione sul finire di frazione. Dopo 8 minuti al rientro in campo delle formazioni, Verduci ribattuto, Cordova trova Reynolds e il palo. Infine ancora Ogbebor calcia alto. All'ora di gioco la punizione di Martino per l'Isola Capo Rizzuto, imbecca Tuta che troverebbe la rete del vantaggio ospite ma anche questa volta viene fischiato offside. 3 minuti più tardi è Puntoriere ad appoggiarsi su Ogbebor. Uno sguardo in mezzo, il cross per la testa di Maesano che spara alto da buona posizione. 5 minuti più tardi ribaltamento di fronte con Tuta che ruba la sfera alla difesa locale e palla dentro per l'ex Milazzo Lentini ma il palo ferma nuovamente l'attaccante. Minuto 70 tocca a Franzò in luogo di Romano. 3 minuti più tardi è Potenza a provare il pallonetto che non inquadra lo specchio della porta difesa da Currà. Ancora Isola Capo Rizzuto, pericolosa palla che arriva a Klopp, sfera messa dietro per Palermo ma sulla linea di porta salva tutto La Villa. Si resta sullo 0-0, partita molto tirata a Longhi Bovetto di Croce e Valaniti. Minuto 80 prova col mancino Verduci di 1 metro alto sulla porta difesa da Reynolds. 3 minuti più tardi sfera che arriva dentro l'area per Puntoriere, conclusione del 10 Reggino deviata in corner. 2 minuti più tardi tocca a Buda in luogo di Terzinio. Minuto 88 sliding door di questa sfida, Franzò, Pennella per l'inserimento di Verduci dentro, De Consalvo, Cordova, la rete del capitano regala il vantaggio alla Reggio Ravagnese a 2 dal termine. Marcatura pesantissima, seguirà infatti solo il triplice fischio del signor Gaetano Milone di Barcellona. Pozzo di Gotto, Reggio Ravagnese supera di misura l'Isola Capo Rizzuto grazie alla rete di Cordova.